Molti bambini di grande talento hanno una vita molto difficile, quindi c'è da capire quanto dipende anche dal sistema in cui li accogliamo, facciamo crescere e mettiamo a servizio quello che siamo per loro e per il loro futuro. Avere un talento non è sempre una fortuna, soprattutto se questo non viene coltivato nella maniera migliore. Ad esempio, se non viene condiviso con i compagni di scuola o gli amici, oppure armonizzato con tutte le altre doti. Molti bambini rischiano l'emarginazione a causa del loro talento, molti altri un talento ce l'hanno ma non lo sanno. Passare da un'idea quantitativa delle risorse che abbiamo a un'idea qualitativa delle risorse che abbiamo. Quindi a me piace pensare ad una scuola che non è che pensa di avere un 2 o 3% di bambini eccezionali, ma ogni bambino eccezionale. Regione e università hanno messo in piedi un progetto pilota che in 2 anni ha formato 350 insegnanti, famiglie e operatori sanitari nel riconoscere e accompagnare i bambini talentuosi. Abbiamo anche chiesto al Ministero di poter utilizzare questa esperienza per estenderla a livello nazionale, ovviamente a livello istituzionale, perché ovviamente vogliamo dare la possibilità anche ad altri territori, perché ci è stato chiesto da molti di utilizzare queste esperienze e oggi vengono anche presentate ufficialmente linee guida. Dall'intelligenza logica a quella matematica fino a quella creativa ed emozionale, il Veneto è stata la prima regione a scommettere sulla scuola per la crescita dei talenti.